Si gioca nei campetti di Parco Tarcisio Frigo in quartiere Firenze. Intorno però l'area verde non è ancora per nulla in ordine. La situazione in un solo giorno è addirittura peggiorata. Non è assolutamente un bellissimo spettacolo, diciamo che adesso segnaliamo a destra per fare un recupero straordinario dei rifiuti. Quello che si cerca insomma è di chiedere anche un po' di collaborazione da parte dei frequentatori di questo bellissimo parco, che si anima di ragazzini che vengono a giocare, di portare a casa insomma le proprie immondizie se per caso insomma i cestini sono pieni. Il disordine è sotto gli occhi di tutti, soprattutto in un parco ben attrezzato e frequentato. Vedere i ragazzi che giocano nei parchi pubblici è qualcosa di bellissimo, vedere che sfruttano proprio le strutture a loro dedicate. Quello che si chiede ovviamente è anche rispetto proprio in riferimento alla cosa pubblica. Se ci sono situazioni anomale, l'invito è quello di segnalare anche all'ufficio ambiente, piuttosto che ovviamente alla polizia locale se ci sono anche dei controlli da fare. Insomma, quello che si chiede è la collaborazione. Per quanto riguarda l'intervento di sfalcio fatto in due tempi, l'assessore precisa che è la prassi normale. Può succedere che il lavoro venga fatto in due fasi distinte, la prima magari con il trattorino, con le macchinette, e poi una fase successiva con il decespugliatore per lavorare attorno alle giostrine o sotto le panchine. Quindi insomma direi che qualcosa di normale, spiace insomma per questa polemica che mi pare abbastanza inutile.